Non sono convinto che i social abbiano rovinato la società, poiché la società era già marcia da lungo tempo, secondo me dal suo formarsi, in quanto fondata su sfruttamento, oppressione e violenza. I social, piuttosto, hanno dato visibilità a personaggetti che hanno bisogno di sfogare la loro frustrazione rimanendo confinati in uno spazio virtuale, per non essere colpiti a loro volta. A questi personaggetti che recitano il ruolo di guru sui social e che si divertono a sputare sentenze, consiglio di godere appieno la vita reale, poiché abbiamo i minuti contati, e di non rompere i coglioni a chi si fa i cazzi suoi.